Buon pomeriggio dal Palamarchetti di Rovereto. Si gioca l'ultima giornata del girone di andata del girone A della Serie 2 Elite. Tutte le partite alla stessa ora per questa ultima giornata che qui a Rovereto vede di fronte la formazione di casa dell'Olimpia Rovereto nella tenuta consueta rossoblù e la capolista Futsal Cesena in completo oro con i calzettoni neri. Andiamo subito a leggere le formazioni che stanno per scendere in campo, anzi sono già scese, stanno facendo ora i saluti con il Cesena che schiera col numero 1 Montalti, 2 Zandoli, 4 Lombardi, 7 Dentini, 9 l'ex di turno Achimi, 14 Traversari, 15 Suzzi Barberini, 19 Cimino, 21 Pieri, 26 Cimatti, 30 Nunzi e 22 il portiere Pazzini. Il mister ovviamente Roberto Osimani. L'Olimpia Rovereto risponde col numero 35 Ceschini, 2 Amin Mufakir, 4 Festini, 5 Silon, 7 Hassan Mufakir, 10 Raffigna, 11 Peluso, 14 Bazzanella, 17 Onzacca, 23 Cristel, 77 Fusari e col numero 13 il secondo portiere Mattia Santoro, arrivato la scorsa settimana dallo Stuni via Sala Consilina. Tribune che cominciano a riempirsi, anche se l'orario è diverso dal solito, visto che l'Olimpia di solito gioca alle 17. Andiamo a vedere i quintetti scelti dai due allenatori, con il Futsal Cesena che ha ovviamente Montalti in porta, poi Achimi. Poi vediamo anche gli altri giocatori che sono stati scelti dal mister, mentre dalla parte dell'Olimpia Ceschini tra i pali, poi c'è Amin Mufakir, Silon, Raffigna e Cristel. Questi i 5 scelti dalla compagine roveretana. Ci sono assenze da una parte e dall'altra, 2 assenze importanti nel Cesena perché manca Gardelli per squalifica e poi anche Pritoni, giocatori che tra l'altro con l'Olimpia di solito segnavano sempre. E la formazione invece dell'Olimpia deve far di meno all'ultimo momento di Tiago perché ha problemi diciamo incombenti familiari, quindi facciamo anche un grosso in bocca al lupo a Tiago e alla consorte Pietra che insomma sono in attesa della prima genita. Torniamo alla partita, calcio d'angolo intanto per il Cesena dopo la deviazione, attenzione al tentativo verso Pieri che è stato anticipato, quindi si riparte con un'altra rimessa, questa volta a favore della formazione romagnola. Qualche problema sul rettangolo di gioco, già problemi di asciugatura, intanto si aspetta quindi l'assenso dell'arbitro che ricordiamo primo arbitro è Daniele Filanino di Iesi, secondo arbitro Carlotta Filippi di Bergamo, cronometrista Andrea Saggese di Rovereto. C'è un altro calcio d'angolo a favore della formazione ospite che va a battere Achimi. Si avvicina a Traversari, attenzione al passaggio all'indietro, il piatto da parte di Dentini, palla che esce non di molto. Raffigna intanto ha affidato la palla a Cristel, viene avanti formazione di casa, ancora con Raffigna, con Dentini che lo controlla. Raffigna cerca spazio, cerca un compagno, lo trova in Amin Mufakir. Ancora Amin che passa all'indietro, Raffigna, poi Silon. Viene avanti ancora Raffigna sulla destra, poi è chiuso e allora passaggio all'indietro per Cristel. Cristel ancora Raffigna, fa girare palla all'Olimpia, trova spazio Silon che poi voleva indirizzare a Cristel che non è però riuscito a partire in tempo e quindi l'occasione dell'Olimpia si ferma al scoccare proprio del primo minuto di gioco. Cesena in possesso di palla, la parallela a cercare Pieri che oggi è schierato nel ruolo di pivot.
anzi no, chiedo scusa, si trattava di traversari. Pieri invece è ora il deputato alla rimessa laterale a favore della compagine ospite. Attenzione al tentativo da lunga distanza di Hakimi, pallone che però esce con Ceschini che ha già affidato la palla ad Amin Mufakir. Tocca lì dietro per Christel, poi largo per Rafinha, ancora Silon, scambio con Rafinha, Rafinha che prova a puntare, poi dà di nuovo la palla a Silon, palla che gli sfugge, anticipo poi di Rafinha su Pieri, di nuovo Silon, prova col sinistro, palla ribattuta, ancora Silon, dribbling, diagonale che esce non di molto, quindi risposta al tentativo di Dentini. Quando sono trascorsi 1 minuto e 34 secondi della partita. Primo tentativo di Silon. Pressing di Rafinha su Hakimi. Palla recuperata da Ceschini per la rimessa lunga a cercare di trovare Amin Mufakir. Arriva Christel a rimorchio, prova Christel chiuso da Pieri. Palla che termina in fallo laterale. Con la rimessa per la compagine di casa affidata a Capitan Christel che chiede la verifica del pallone, poi è Silon invece che la batte, lo scambio Rafinha, Amin Mufakir, palla recuperata da Traversari, poi sulla destra per Dentini, attenzione, pallone ancora per Traversari, leggermente lungo, fa buona guardia Ceschini che controlla la sfera e poi riparte la compagine di casa, Rafinha, Amin Mufakir attaccato. La palla è uscita, rimessa rosso-blu, ancora con Amin che tocca all'indietro per Rafinha, palla per Christel larga su Silon, rimane in campo, attaccato da Amin, poi palla per Rafinha che la cede a Ceschini, Ceschini prova subito il lancio lungo a cercare Amin, anticipato da Hakimi, pallone inseguito da Dentini che però non arriva in tempo, la rimessa già battuta da Rafinha, poi Silon. Cerca e trova Christel a sinistra, attaccato Christel, attenzione da Traversari. Ultimo tocco rosso-blu, calcio d'angolo per la formazione di Osimani. Con 3 minuti esatti trascorsi in questo primo tempo. Una conclusione per parte che è finita però sul fondo. Attenzione alla battuta del corner, tocco all'indietro, attenzione ancora Dentini, attaccato da Rafinha, poi Christel. La palla rimane lì, la recupera per la Rafinha, attenzione a Silon! Il gol di Silon in contropiede dopo 3 minuti e 9 secondi. Olimpia Rovereto in vantaggio. Si riparte quindi con il futsal Cesena che prova subito a provare a venire in avanti, Traversari chiuso da Christel in fallo laterale, Traversari che ora lascia il campo al giocatore numero 30 della formazione cesenata. Si tratta di Nunzi, l'ultimo arrivato in casa romagnola, attenzione alla rimessa che diventa quasi un tiro di Hakimi, anticipato proprio Nunzi, il fallo laterale dalla difesa rosso-blu. Con Hakimi ora la battuta, il passaggio all'indietro, non ci arriva il giocatore con la maglia numero 30, poi Amin Mufakir che prova la Veronica, riesce a metà, guadagna rimessa, poi scontro tra Christel e Hakimi, rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto. Dopo 3 minuti e 27 di gioco di questo primo tempo, Christel lascia ancora una volta Silon che prova anche lui col sinistro, devia il portiere, attenzione il tocco di Christel centrale senza problemi Montalti che poi lascia l'incarico a Pieri di impostare l'azione, palla larga per Dentini, poi l'intervento di Christel con l'arbitra
prima 2 e poi 1 che vanno a redarguirlo, invitandolo a non fare più falli del genere. Intanto segniamo il primo fallo della partita commesso dalla formazione di casa. Entrato intanto Fusari in campo al posto di Christel. Pronto alla battuta. Battuta centrale senza problemi Ceschini. Poi lascia la palla ad Amin. Viene avanti Amin, tocco per Silon. Silon ancora all'indietro per Rafinha, poi largo ancora per Amin Mufakir. Le finte di Amin Mufakir, poi largo ancora per Rafinha. Rafinha contrastato da Hakimi, cerca lo spazio per Silon, la palla però esce dall'area di rigore, può controllarla proprio sul limite il portiere Montalti. Attenzione ancora ad Hakimi, le finte di Hakimi, tocco esterno Fusari, poi la palla arriva a Ceschini. Rafinha, ancora Amin Mufakir, di nuovo Rafinha, di prima su Silon. Attaccato Silon da 3 avversari, il terzo alla meglio, poi il destro di Hakimi, palla che esce, rimessa subito veloce in direzione di Fusari, controllo di Fusari che scambia con Rafinha, ancora Fusari cerca spazio, poi trova Amin Mufakir, scambio fra i due, ancora Fusari per Rafinha si accentra, poi trova il corridoio, però è bravo Hakimi a chiudere. Hakimi che ha scambiato con Dentini e gli riceve il pallone che poi va a Montalti, capitano della formazione romagnola, che tenta direttamente dalla propria metà campo. Tra l'altro un portiere che ha già segnato diversi gol nella sua carriera, quindi rimessa per Ceschini, tocco corto per Rafinha, poi Silon che cerca Fusari, attenzione però perché gli ruba palla Hakimi, che poi trova la chiusura di Ceschini che si arrabbia un po' con i compagni. 5-18 Hakimi. Ancora una rimessa, respinta da Silon, attenzione perché può partire il contropiede con Fusari e Silon sul binario di sinistra. Silon, palla deviata, calcio d'angolo per l'Olimpia. Dopo 5 minuti e 27, Olimpia che è in vantaggio 1-0, segnato Silon che ora lascia il campo a Bazzanella. Dopo 3-0-9, ricordiamo, la rete realizzata dal Bomber. Attenzione intanto alla botta da fuori di Amin Mufakir che esce di poco alla sinistra di Montalti. Rimessa dello stesso portiere corta per Pieri. Hakimi. Lancio lungo di Hakimi che pesca sulla parte opposta Nunzi, poi Fusari ed Amin recuperano Mufakir e piena la partita, poi però attenzione all'errore, il tentativo ancora di Hakimi, palla che sfiora il palo, non è stata toccata da Ceschini, o sì? Sì, è stata toccata, quindi si ripartirà col calcio d'angolo a favore della formazione ospite. Una battuta all'indietro ancora per Hakimi, poi Traversari contro Fusari, va via Traversari, chiuso da Rafinha, palla ricacciata in avanti, di nuovo Fusari, gioca un po' diciamo a ping pong con Hakimi, la palla intanto è uscita, Traversari chiede se l'ultimo a toccare è stato lui, così dice anche il direttore di gara. Si riparte con la rimessa rossoblu per Hassan Mufakir, è entrato in campo proprio al posto del fratello. Intanto Fusari trova Rafinha sulla destra, Rafinha che chiude il triangolo, Fusari, attenzione, vediamo il giallo per Montalti, protesta la formazione di casa.
Intanto esce Bazzanella dentro gli specialisti dei calci piazzati, Amin Mufakir e Silon, fuori anche Fusari che aveva guadagnato il calcio di punizione. Intanto c'è anche il giallo ovviamente per Montalti, qualche protesta della formazione di casa che aveva visto forse un altro cartellino, però ovviamente la decisione spetta al direttore di gara. 6 minuti e 15 sul pallone Rafinha, il tocco in mezzo per Amin che però è anticipato, non riesce lo schema, riparte ancora però l'Olimpia con Hassan Mufakir, tocco ancora per Rafinha, di nuovo lo scambio, poi Amin, la parallela a trovare Silon, attaccato da Hakimi, palla torna indietro fra i piedi di Rafinha. È rientrato intanto Fusari che riceve ancora palla, Fusari sinistro, palla di poco alta, fuori Amin, dentro Bazzanella. Con 6 minuti e 39 trascorsi rimane 1-0 il punteggio a favore della formazione di casa, il gol di Silon. Hakimi ha ricevuto da Montalti, il passaggio per Pieri, palla poi larga, il lancio in avanti da parte di Dentini, se non andiamo errati, lungo un po' troppo per Traversari. Si riparte con la rimessa laterale di Hassan Mufakir, poi Rafinha, attenzione ancora a Fusari, però viene controllato questa volta da Dentini, prova Hassan, rimpallo con Traversari, rimessa Olimpia, Hassan per Rafinha. Rafinha poi cambia e trova Bazzanella, dietro per Hassan, palla di nuovo per Fusari, Fusari che si gira, punta Dentini, ancora Fusari, chiuso dalla punta di piede in fallo laterale. La rimessa ancora per l'Olimpia, Rafinha per Hassan, Hassan dietro a Ceschini dopo il pressing di Hakimi. Ceschini prova il lancio lungo, direttamente però al collega Montalti, il tocco per Pieri, si muove Nunzi che è rientrato in campo al posto di Hakimi. Intanto Fusari a far ripartire l'azione, palla larga per Bazzanella, poi Hassan cerca di lanciare verso Fusari, pallone però va in fallo laterale, fuori Rafinha, dentro Christel nell'Olimpia, rimessa affidata intanto a Dentini, il pallone poi è per Pieri, lo scambio ancora col compagno di squadra, prosegue, prova a pressare l'Olimpia con Fusari e Bazzanella, lancio lungo però in una zona dove può tranquillamente controllarla Ceschini che ha già affidato la palla ad Hassan Mufakir. Christel, tocco ancora all'indietro, poi Christel però non riesce a liberarsi prima del pallone, deve mandarlo in fallo laterale perché stavano arrivando diversi giocatori della squadra avversaria in pressing, evitare quindi problemi alla propria difesa. Rimessa a Cesena, affidata a Dentini, attenzione al possente Pieri che si è portato in avanti, passaggio e scambio, poi sinistro recupera Hassan Mufakir che probabilmente aveva tentato un pallonetto perché aveva visto il portiere fuori, però presa un po' male da Hassan e quindi rimessa, ancora fischio dell'arbitro a fermare il gioco. Intanto l'esperto Zandoli con il numero 2 entra nelle file cesenate al posto di Pieri. Si può ripartire, 8 minuti e 31 andati, 1-0 Olimpia Rovereto sul futsal Cesena. Vediamo Montalti che cerca subito il lancio di testa a Christel, la palla però è recuperata ancora dalla formazione in oro, fallo fischiato ad Hassan Mufakir, secondo dell'Olimpia, un calcio di punizione quindi per la formazione romagnola. Attenzione a Zandoli richiamato perché ovviamente arriva il
Hakimi, ovviamente uno dei tiratori scelti, lo conosciamo anche a Rovereto, nelle file cesenate. Pronto intanto anche Onzaka ad entrare, attenzione ad Hakimi, subito attaccato da Rafinha, palla dalla parte opposta, il tentativo da parte di Nunzi, la palla che esce fuori, Hakimi che ritorna in panchina e rilascia il posto a Zandoli. Intanto a rimessa di Ceschini, lancio lungo per Fusari, controllo dell'ex Genzano, tocco all'indietro per Christel, poi Rafinha a sinistra, Rafinha che cerca forse il passaggio per Christel, una deviazione però cesenate, subito il rilancio lungo, palla respinta più che controllata da Dentini, favorisce ancora la ripartenza dell'Olimpia. Vediamo Rafinha, il destro di Rafinha, ribatte Zandoli, il tocco, poi scontro fra Fusari e Nunzi, c'è il terzo fallo dell'Olimpia e anche l'ammonizione per Fusari. Terzo fallo per l'Olimpia Rovereto e primo giallo, quello per Fusari, che aveva provocato il primo giallo della partita per il portiere del Cesena Montalti. Attenzione a Traversari che vince il rimpallo con Mufakir, poi il tocco all'indietro, tentativo di sinistro deviato da Onzaka, entrato in campo, palla per Ceschini, Ceschini che dà Samu Fakir, poi Christel per Onzaka, Onzaka riesce ad anticipare Zandoli, poi ancora Hassan per Christel, Christel di nuovo per Hassan, palla larga per Fusari, di nuovo indietro per Hassan, prova ad alzare il pressing il Cesena e allora Christel lancia lungo a trovare Onzaka che però non riesce a tenere il pallone in campo e sarà rimessa Romagnola quasi a metà del primo tempo. Passaggio in parallela, poi Nunzi disturbato da Christel, rimessa per l'Olimpia, Fusari, Christel, poi Hassan Mufakir a scavalco per Onzaka, Onzaka mantiene il pallone controllato da Zandoli, poi ancora Hassan, si accentra Hassan, il sinistro, un rimpallo, poi la palla che si alza, recupera ancora la formazione con Traversari che riesce a saltarne due, non il terzo, che fa buona guardia a Christel. Entrati da 17 secondi nel secondo quarto di gara, rientra Hakimi nelle file romagnole, fuori Fusari, dentro Rafinha in quelle trentine, con rimessa affidata da Hakimi dietro per Zandoli, poi la palla larga lanciata lunga da Traversari, ancora Christel che però colpisce male il pallone e la palla esce in fallo laterale. Rimessa Oro con Hakimi, attenzione al movimento dei giocatori del Cesena, prova addirittura Nunzi con un sinistro potente però leggermente alto rispetto alla porta difesa da Ceschini, che ora va a effettuare la rimessa dal fondo. Rilancio subito lungo per Amin che non ci arriva, attenzione che la palla poi ha uno strano percorso, ha messo un po' in difficoltà Montalti che ora rilancia, ci prova di testa anche Nunzi, palla però esce. Sapigno intanto dà indicazione ai propri giocatori, stiamo giocando un po' a tennis in questo ultimo frangente fra portieri. La chiusura su Onzaka, rimessa per il Futsal Cesena con Traversari che dà direttamente a Montalti, si muove Pieri, attenzione a Montalti, la parallela per Nunzi che però non controlla bene il pallone, rimessa per l'Olimpia, Amin Mufakir, largo per Christel, Christel per Rafinha, Rafinha attaccato con successo da Hakimi, Hakimi che poi la larga per Traversari, buono il gioco di gambe di Traversari che poi però vede arrivare anche Onzaka che gli soffia il pallone, palla larga per Amin, il sinistro! Amin Mufakir, 11 minuti e 13 secondi con un perfetto diagonale, batte Montalti e porta sul 2-0 l'Olimpia.
2-0 per l'Olimpia Rovereto dopo 11 minuti e 13 secondi di gioco del primo tempo. La rete di Amin Mufakir dopo l'azione rossoblù. Intanto rimessa di Silon che è rientrato in campo, è lui che ha sbloccato l'incontro. Onzaka dietro per Ceschini che però manda il pallone nell'areatore, credo, dal rumore. Non è più sceso il pallone, quindi rimessa laterale per Cesena con Hakimi che la dà indietro a Pieri. Prova a alzare il pressing Silon, Pieri mantiene il possesso palla, poi lo lascia di nuovo ad Hakimi. Di nuovo lo scambio fra i due. Attenzione a Montalti che si è alzato sulla destra, passaggio indirizzato verso il giocatore numero 4 e ancora Amin Mufakir che va di nuovo a segno in pochi secondi pescando l'incrocio dei pali. Era Lombardi il giocatore del Cesena. Il 3-0 dell'Olimpia Rovereto, la doppietta di Amin Mufakir che in 18 secondi. Intanto Montalti, lancio lungo, ancora il tentativo di Lombardi che si porta il pallone in fallo laterale anche col disturbo di Onzaka. Rimessa dello stesso Onzaka che tocca a Silon. Lancio lungo per Onzaka che cerca di prendere il motorino, palla però finisce sul fondo e può ripartire la formazione in maglia oro. Un tocco largo per Hakimi da parte di Dentini, ancora Hakimi attaccato da Silon, rimane in possesso palla, poi Dentini che scambia ancora con Hakimi. Di nuovo il dribbling che poi quasi perde il pallone ma lo recupera lo stesso Hakimi. Lancio in avanti, l'anticipo tentato da Amin Mufakir, il fallo commesso da Lombardi, il secondo della formazione cesenate. Calcio di punizione per Amin Mufakir, palla all'indietro per Onzaka, lo scambio, lancio in avanti in una zona però dove non c'è più Silon che era tornato indietro. 7-19 ancora di questo primo tempo. Montalti che prova una cosa a metà fra tiro e lancio verso il compagno. Tanto c'è stato uno scontro tra Ceschini e Lombardi. Ceschini si lamentava di essere stato pestato sul piede. Tanto intervento di Hakimi su Amin Mufakir. Non credo sia stato fischiato il calcio di punizione ma solamente il controllo della salute di Amin. Diciamo che è un po' ricordato l'intervento di Mancini nella partita di Serie A di calcio della scorsa domenica fra Roma e Como. Si riparte quindi con la rimessa, vediamo intanto Hakimi chiuso da Rafinha, la palla però arriva ancora a Montalti che ci riprova col destro però largo, troppo per Dentini, rimessa per Olimpia Rovereto che ha intanto inserito Lorenzo Festini con la maglia numero 4. Attenzione perché stava facendo una frittata l'Olimpia quasi come a Grosseto la settimana scorsa su una rimessa all'indietro, ha rischiato un po' l'Olimpia. Intanto però la palla è tornata a Cesena con Pieri che la dà di nuovo a Montalti che ormai è stabilmente fuori dalla propria area, un po' da quinto di movimento. Attenzione a Hakimi, il colpo di tacco, il sinistro di Dentini, la chiusura di Rafinha salutata da un boato dal Palamarchetti. Intanto fuori Lombardi, dentro Traversari. Rimessa affidata da Hakimi con 13 minuti e 20 trascorsi in questa prima frazione di gioco. Olimpia Rovereto 3, Futsal Cesena 0. Palla uscita, la rimessa è per i romagnoli.
Traversari voleva batterla, poi però lascia a Dentini l'incarico. Attenzione ad Hakimi che prova col destro. Rafinha però si mette sulla traiettoria giusta, rimanda il pallone in fallo laterale. Ancora per Hakimi, palla in mezzo recuperata da Silon che prova addirittura pallonetto dalla lunga distanza, visto che c'era Montalti fuori. Fa in tempo però il portiere romagnolo a recuperare la posizione. Cesena che può ripartire dall'ultima linea di gioco, l'errore però di Dentini verso Pieri e la palla che esce in fallo laterale con la rimessa effettuata già da Amin Fakir che ha scambiato con Festini. Palla all'indietro per Ceschini che lancia in avanti di nuovo al collega Montalti che prova anche lui il lancio in avanti. Traversari di testa, palla che esce non distante dal primo palo. Si riparte con la rimessa. Ceschini per Rafinha, poi Silon, ancora Rafinha, scambio con Hassan Mufakir, campanile di Pieri, rimessa laterale per l'Olimpia Rovereto. Chiedo scusa. La rimessa già di Hassan Mufakir, Rafinha, palla d'esterno, Hassan, la ribattuta in fallo laterale di Hakimi. La rimessa dovrebbe essere rossoblu secondo le indicazioni dell'arbitro Carlotta Filippi, infatti è così. Festini a effettuare la rimessa che poi la lascia ovviamente a Silon, lo scambio con Rafinha disturbato da Pieri. Poi aiuta a rialzare Rafinha, si riparte con la rimessa per il Futsal Cesena dopo 14 minuti e 25 che hanno visto trascorrere il primo tempo con l'Olimpia avanti 3-0, la rete di Silon, la doppietta di Amin Mufakir. Passaggio largo per Montalti, Montalti ancora dietro per Pieri, prova a pressare l'Olimpia, lancio lungo, Hassan riesce a spostare di un attimo Nunzi, la palla recuperata dall'Olimpia, servito Festini, il destro di Festini e il pallone in rete con la deviazione di Pieri, ma era tiro in porta, quindi gol di Lorenzo Festini a 14:48. Time out richiesto da Osimani. Si torna in campo con 5 minuti e 12 da giocare in questo primo tempo, dove l'Olimpia Rovereto è in vantaggio 4-0 sulla capolista Futsal Cesena dopo il gol di Festini. Primo gol per lui in Serie A2 Elite. Tanto ha recuperato palla Cristel, Cesena che ovviamente sembra un po' sconcertato. Non riesce a girare col sinistro Bazzanella sul bel passaggio di Cristel. Prova a ripartire il Cesena con Hakimi, scambio con Pieri che trova un varco ma non trova compagni. Può recuperare palla Ceschini che la dà subito in avanti a Bazzanella, mosso un po' da lotta libera di Pieri che ha alzato Bazzanella.
terzo fallo anche per la compagine cesenate. Nuovamente chiamati in campo ora Fusari e Silon. C'è anche Rafinha. Stanno chiedendo lo schema al mister, gli altri giocatori, per posizionarsi al meglio. Rafinha si è spostato a sinistra, c'è Fusari sul palo, Bazzanella vicino a Silon, entrambi mancini, quindi potrebbero tirare sia uno che l'altro. Invece Bazzanella si sposta in avanti, prova la rincorsa Silon, rete! La palla passa in mezzo ad Hakimi e ai due giocatori che erano in porta, Montalti e Nunzi, credo. Sono 5 ora le reti dell'Olimpia, con Cesena frastornatissimo. Diciamo che anche questo gol non si è posizionata al meglio la difesa in oro. Poi Silon ha trovato la traiettoria proprio dritta per infilare per la quinta volta la porta difesa da Montalti. Doppietta quindi per Silon. Intanto c'è l'intervento falloso di Bazzanella ai danni di Dentini. Quarto fallo Olimpia, che entra in zona pericolosa. Sul punto di battuta lo stesso Dentini assieme compagno di squadra. Intanto Pieri va vicino alla porta. Vediamo come va il calcio di punizione, largo per Traversari, scambio ancora, anche qua lo schema non è riuscito al meglio. Palla recuperata da Christel su Pieri, poi Rafinha, il tocco per Fusari da Bazzanella, poi Ceschini, lancio lungo, Bazzanella, buona la sponda, Fusari cercava ancora Bazzanella, forse poteva andare al tiro. Trova la chiusura comunque di Traversari. 3 minuti e 55 ancora di questo primo tempo. Christel lancia in avanti, scambio, palla recuperata da Fusari sul passaggio di Bazzanella, ancora Fusari, si muove Rafinha dietro di lui, poi tocco per Bazzanella, cerca spazio Bazzanella, la deviazione prima di Pieri, poi di Christel, rimessa quindi per Cesena con Dentini che va alla battuta. Intanto entrato Onzacca nelle file dell'Olimpia, posto di Rafinha se non vado errato, così è. Di nuovo Montalti esce dalla propria area, il solito lancio verso la porta controllato dal collega Ceschini. Si sono scambiati spesso il pallone oggi Ceschini e Montalti. Servito bene Bazzanella che prova addirittura col destro e impegna Montalti sul primo palo. Rientra Hakimi, Onzacca non riesce a controllare il pallone, attenzione al contropiede del Cesena con Hakimi che poi però è chiuso da Christel, quindi Bazzanella mantiene il pallone e lo dà indietro di nuovo a Christel fra gli applausi del pubblico. Palla di nuovo per Onzacca, 2 minuti e 55 ancora da giocare in questo primo tempo. Il tocco per Fusari, poi di nuovo lo scambio Christel-Bazzanella, Fusari, c'è Onzacca a sinistra, servito Christel a destra, fa possesso l'Olimpia per far trascorrere un po' il cronometro, ancora Fusari, e poi Bazzanella, il lancio lungo di Bazzanella, l'uscita di Montalti che anticipa Christel, poi torna indietro, serve Hakimi, Hakimi controllato da Onzacca, il sinistro di Hakimi, tocca e manda in fallo laterale Ceschini. Ha rimesso laterale Romagnola, attenzione, la girata provata da Nunzi, la palla che è uscita sul fondo.
rimessa di Ceschini per Christel. Intanto è rientrato Rafinha che riceve palla a sinistra da Fusari. Rafinha controllato da due avversari, dietro per Fusari, ancora Christel, di nuovo per il numero 10 rossoblù, lo scambio, poi Fusari, il pallone controllato da Fusari, Bazzanella, di nuovo per Rafinha, Olimpia che fa girare il pallone, poi Bazzanella ancora dietro, applausi anche da parte della panchina. Intanto Fusari, attenzione, trova spazio, Christel col mancino, la palla esce non di molto, mentre richiamato Pieri dal secondo arbitro Filippi con 97 secondi ancora in questo primo tempo, con l'Olimpia avanti 5-0 sulla capolista Futsal Cesena. Rientra Zandoli, è stato richiamato in panchina Pieri, diventa un po' innervosito. Attenzione intanto, palla però è uscita, fallo laterale, Fusari lascia il campo per Hassan Mufakir. Rimessa per l'Olimpia con Rafinha, attenzione al movimento di Bazzanella che controlla la sfera, gira ancora col destro, Montalti però ancora una volta gli dice no. Passaggio laterale per Dentini, poi prova a venire avanti a Chibi, lo controlla l'ex coinquilino Christel che commette fallo, quinto fallo per l'Olimpia. Già battuto il calcio di punizione da Zandoli, 1 minuto e 10 ancora, la ribattuta di Bazzanella che però termina direttamente nella zona di Montalti. Montalti viene avanti, vediamo il lancio lungo per Nunzi, la palla che è uscita a fondo campo, rimessa di Ceschini e siamo nell'ultimo minuto del primo tempo. Bazzanella dietro per Christel, poi palla larga per Rafinha, ancora lo scambio con Christel, Hassan per Rafinha, Christel, ancora Rafinha, 40 secondi ancora, il tocco per Christel, di nuovo lo scambio, triangolo che non si chiude, il partito un attimo in ritardo Christel sul servizio di Rafinha. La rimessa già effettuata da Nunzi, poi palla da Chimi da parte di Zandoli e Dentini che riceve palla a destra, dietro ancora per Zandoli lo scambio, pallone dietro ancora per Montalti, viene avanti Montalti, si arriva quasi ai 4 secondi, tanto Hakimi però trova il passaggio ma trova in mezzo a Hassan, poi rischia un po' Christel con un colpo di tacco che probabilmente intendeva servire a Hakimi, ha messo il piede Nunzi ma la palla è uscita sul fondo. Ancora una volta il rilancio di Ceschini, colpisce la trave, rimessa per Cesena, ancora 4 secondi, vediamo se prova il tiro, Zandoli ci prova, nessun problema per Ceschini. Si chiude il primo tempo col 5-0 a favore dell'Olimpia Rovereto, doppiette per Silon e Amin Mufakir, rete per Festini. Andiamo al riposo, ci sentiamo fra qualche minuto per la ripresa.
Sta per riprendere il match per il secondo tempo tra Olimpia Rovereto e Futsal Cesena. Risultato un po' a sorpresa vista la classifica alla fine del primo tempo, con la squadra di casa avanti 5-0 contro la leader del girone A della 2 Elite. Doppiette di Silon e Amin Mufakir e rete di Festini nel computo generale. Intanto vediamo che è uscito Montalti, il portiere e capitano della formazione cesenata. In porta c'è il secondo portiere Pazzini. Dentini, Hakimi, Traversari e Pieri completano il quintetto. Dalla parte opposta Ceschini, ad avanti Amin Mufakir, Rafinha, Festini e Silon nel quintetto scelto da Sapigno. Tanto colpo di testa che rimbalza su Hakimi e torna su Rafinha, che poi tenta la conclusione deviata dallo stesso Hakimi, ricordiamo ex di turno, controllata con la prima parata di Pazzini. Lancio in avanti lungo da parte di Hakimi, non arrivano compagni, la palla esce sul fondo a rimessa di Ceschini che scodella per Amin Mufakir, poi Festini, palla larga per Rafinha, Rafinha evita Dentini, poi Festini, ancora Silon, di nuovo Rafinha, Rafinha che controlla il pallone, poi lo cede ad Amin Mufakir, si accentra Bin, tocco largo, ancora Rafinha dietro per Ceschini, palla recuperata da Hakimi, attenzione, chiusura di Rafinha sul tentativo di Dentini che si stava girando verso la porta, è stato però preciso nella scivolata il numero 10 rossoblù. Attenzione ancora ad Hakimi. Hakimi contro Silon, salta Silon, poi rimpallo, può andarsene nel contropiede dell'Olimpia. Attenzione a Rafinha, rimontato da 4 giocatori, poi finisce giù. Fallo fischiato contro Rafinha. Primo fallo quindi del secondo tempo. Sembra d'accordo Rafinha col direttore di gara di Iesi per il fischio. Tanto attenzione a Dentini, palla dietro per Pieri, ancora lo scambio con il compagno di squadra Hakimi che un po' indeciso sul da farsi, poi serve Pazzini, il piatto largo però del secondo portiere romagnolo che manda direttamente in fallo laterale. Rafinha scambia con Silon, ancora Rafinha si muove, riceve Amin sulla destra, poi dietro palla per Festini, ancora Silon, l'esterno prova a lanciare ancora Festini, rilancio lungo di Pazzini, la palla che esce a fondo campo. Riparte Rafinha, poi Amin, ancora Rafinha che disturbato un po' da Dentini alle spalle non riesce a calibrare bene il passaggio, la palla è uscita in fallo laterale. Trascorsi 2 minuti e 5 secondi in questo secondo tempo, poi Pieri calcia in avanti però senza compagni pronti a ricevere, palla che torna ancora all'indietro per il portiere Pazzini che prova subito il rilancio in avanti, fa sfilare palla a Festini e si riparte con la rimessa del fondo, un po' alla camomilla all'inizio di questo secondo tempo. Rilancio lungo intanto di Ceschini, l'intervento in scivolata di Pieri che però manda in calcio d'angolo. Corner quindi per Olimpia Rovereto che va a effettuare Rafinha. 2 minuti e 27 trascorsi in questa ripresa. La battuta di Rafinha, Silon col sinistro, ribatte Pieri in fallo laterale. Fuori Traversari, dentro Nunzi, palla ancora per Silon che prova ancora col sinistro, la palla finisce non distante dal palo alla destra di Pazzini che si ripartirà quindi con la rimessa dal fondo del portiere cesenate. Lancio lungo di Hakimi però non preciso verso Nunzi, la palla uscita in fallo laterale. Di nuovo lo scambio Amin-Silon che prova ad andarsene, salta 2, botta tremenda che colpisce la traversa. Dopo 2 minuti e 54, quindi la prima occasione ancora per l'Olimpia.
Tanto Rafinha ruba palla e poi però lo chiude Nunzi. Festini per Amin. Amin che cerca compagni, lo trova Rafinha, poi ancora Festini, di nuovo per Amin. I due giocatori che fanno parte anche dell'Under 19 dell'Olimpia, che ha chiuso l'andata in testa alla classifica assieme al Cornedo e quindi si è qualificata per la Coppa Italia di categoria. Intanto calcio d'angolo per la formazione di casa, batte Silon, vediamo il movimento, rimpallo quasi flipper, poi però governa la palla Hakimi, lo scambio, tocco laterale per Dentini. Dentini che cerca spazio, trova il lancio in profondità, il controllo di Nunzi, viene chiuso da Rafinha in fallo laterale, rientra intanto Capitan Christel dopo l'inizio di Festini, la rimessa di Dentini. Attenzione ad Hakimi, ci arriva Ceschini. Proprio un minuto dopo la conclusione di traversa. Fa pericoloso anche il Cesena, che guadagna la rimessa laterale. Pieri, largo il pallone per Hakimi, che salta Rafinha, ancora Hakimi, palla recuperata da Christel, poi Silon chiuso in sandwich, fischio dell'arbitro che dà addirittura il fallo di mano di Silon, secondo fallo Olimpia Rovereto. Hakimi controlla la palla, un po' indeciso sul da farsi, poi Dentini non arriva sul suo passaggio, fuori Silon, dentro Onzaka e Christel a effettuare la rimessa per l'Olimpia Rovereto. Passaggio all'indietro con Fusari che però non trova il filtro giusto e la palla è uscita a fondo campo. A effettuare la rimessa Pazzini, che lascia subito la palla a Pieri. Lancio lungo di Dentini, controllo di Nunzi, palla recuperata da Fusari. Fusari che poi dà a Christel, ancora Fusari, palla larga per Onzaka, poi Amin, ancora Christel, fa girare il pallone ancora all'Olimpia, sempre Amin e Christel a governare la sfera, di nuovo per il numero 2, tocco per Fusari, attaccato, ancora Fusari contro Dentini, palla larga, Christel lancia in avanti per Onzaka che però non riesce ad arrivare sul pallone, palla che sfila via, cambi traversari, Zandoli per la formazione del Cesena, dentro Hassan Mufakir per la formazione dell'Olimpia. Lancio di Hakimi, tocco di Onzaka, la palla rimane in campo, dietro ancora Nunzi, poi palla di Hakimi, ancora Nunzi, attaccato da Christel che interviene sul pallone, però ruba palla a Traversari, rimane uno dei più vivaci in casa cesenate. Il passaggio per Nunzi che però non arriva a tirare e poi la chiusura di Hassan Mufakir in fallo laterale, credo. O calcio d'angolo, adesso andiamo a vedere perché... No, calcio d'angolo per la formazione del Cesena. Attenzione al sinistro, potente ma alto da parte di Nunzi col mancino. 5 minuti e 48, primo tempo che diciamo che è partito un po' a rilento tra le due squadre. E Olimpia che governa ora la sfera con Fusari che serve Christel. Ancora Fusari, palla larga per Onzaka, controllo di Onzaka, di nuovo Fusari che salta Hakimi, va via Fusari ancora, palla per Christel, palla che sfugge e termina a fondo campo, sfuma quindi l'occasione per l'Olimpia.
con la rimessa di Traversari che serve Pazzini, palla per Hakimi controllato da Onzacca, poi largo per Traversari che non trova il passaggio però giusto, anticipo di Christel su Nunzi, Onzacca dietro per Fusari punta Zandoli, poi si accentra, prova col destro, palla che esce con gli applausi di incoraggiamento da parte del pubblico del Palamarchetti. 6 minuti e 37 secondi andati, rimane il risultato del primo tempo, 5-0 per l'Olimpia. La palla recuperata da Nunzi, poi Zandoli, Hakimi che punta Onzacca, toglie la palla Onzacca ma ritorna in possesso Hakimi, duello fra i due compagni di squadra, poi lancio di Zandoli deviato da San in fallo laterale, rimessa romagnola affidata a Traversari, dietro per Zandoli, largo per Hakimi che punta ancora Onzacca, attaccato anche da San, palla di nuovo per Zandoli che riceve palla al numero 9, l'anticipo di Onzacca, si riprende la palla Hakimi, prova a riprendersi anche Onzacca, cambia padrone la palla per qualche istante, poi la ritrova l'Olimpia con Fusari che serve Onzacca, lascia da San, ancora Fusari prova a tirare qualche avversario su di sé, poi serve Onzacca che però non riesce a determinare giusto il passaggio. Christel intanto ruba palla da Hakimi, poi Fusari, palo di Fusari, Christel rispende sulla linea Zandoli, poi Hakimi che manda il pallone al bar. Calcio d'angolo per l'Olimpia, si muove fuori Hassan, palla per Fusari che torna indietro, attaccato, dietro per Hakimi, ancora Hakimi e lascia Ceschin, palla intercettata, attenzione a Cesena, pericoloso con Dentini che però prende il palo esterno e si mette le mani nei capelli. Olimpia Rovereto che si è lasciata un po' sorprendere in questa azione, prova a ripartire la formazione rossoblù con lo scambio Fusari, Christel, Hassan, ancora Fusari inseguito da Dentini, di nuovo per Hassan, ancora Fusari, palla per Christel che non può dare la palla a Ceschini, ha dovuto spostarsi per evitare la punizione. Male minore, il calcio d'angolo per il Cesena con Traversari all'indietro, attenzione, chiuso Dentini bene da Onzacca, mantiene il pallone in campo Onzacca, poi cerca Fusari però un po' troppo leggero il passaggio, chiude Zandoli e manda in fallo laterale. Fuori Christel, dentro Amin, quindi famiglia Mufakir ricompattata in campo, che si è scambiata pure il pallone, poi Fusari per Amin punta Nunzi, poi prova ancora col sinistro, prova però la posizione giusta Pazzini che rilancia in avanti per Nunzi, poi Dentini, Zandoli, palla larga per Traversari contro Amin, va via Traversari, lo chiude Amin e stirada, sembrava entrare sul pallone Amin, l'arbitro però ha deciso per un fallo, terzo fallo per l'Olimpia. Siparietto diciamo c'è stato con la posizione del pallone, si riparte col calcio di punizione a favore del Cesena quando stiamo già vicini ad entrare nel quarto di gara, rimane il 5-0 del primo tempo a favore dell'Olimpia. Ora punizione per gli ospiti, la battuta centrale senza problemi, Ceschini che rilancia subito Fusari, palo
abbonato ai pali Fusari oggi, ma un po' tutto il campionato. Si riparte ora con la rimessa a favore dell'Olimpia Rovereto. 9 minuti e 22 andati in questo primo tempo, in questa ripresa. 5-0 il punteggio per l'Olimpia. Intanto Rafinha ha ricevuto da Amin da Hassan, questo invece è Amin che controlla il pallone, il tacco per il fratello Hassan che torna indietro e serve Rafinha, si muove Fusari, intanto controlla la palla ancora l'Olimpia con l'ultima linea con Rafinha che scambia con Amin, di nuovo Rafinha, palla per Peluso, è entrato in campo anche lui, il giocatore con la maglia numero 11, altro under della formazione dell'Olimpia Rovereto. Peluso che scambia con Amin, poi Rafinha, di nuovo Amin, ancora Rafinha, lancio in una zona dove non ci sono compagni, fuori Fusari, dentro Bazzanella per l'Olimpia Rovereto, fuori Traversari, dentro Hakimi per il Futsal Cesena. Entrati nell'ultimo quarto di gara da 13 secondi, viene avanti la formazione in maglia oro, Pieri, Zandoli, ancora Pieri, anticipo di Peluso su Hakimi, poi botta di Rafinha, forse deviata, sì, è calcio d'angolo per l'Olimpia. È Rafinha che va a effettuare la battuta, Peluso e Bazzanella al limite dell'area, attenzione ad Amin che prova col mancino ancora una volta, il sinistro colpita bene ma deviato dai difensori del Cesena, ancora palla in possesso rossoblù, Peluso, servito Bazzanella, ancora per Peluso, e prima volta di Peluso anche per lui, in rete. Il 6-0 per l'Olimpia Rovereto, festeggiato Manuel Peluso. Quindi oggi la next generation dell'Olimpia aiuta anche la prima squadra in fatto di marcatura. Attenzione intanto a Dentini, palla recuperata per un attimo da Rafinha, poi torna sui piedi di Hakimi, attenzione a Pieri che ha spazio per il sinistro, poi però riceve la palla da Hakimi che prova col destro, ribatte Amin, palla recuperata poi da Pazzini che ha dovuto arrendersi al primo gol subito in questa partita alla rete di Peluso. Dopo 10:42, attenzione ancora Cesena in avanti che prova a cercare almeno di violare la porta di Ceschini. Zandoli, palla che passa sotto le gambe di Bazzanella, poi Zandoli chiuso da Ceschini. Peluso scambia con Amin per Bazzanella, il controllo di petto di Bazzanella, palla all'indietro per Rafinha ancora per Peluso, serve Bazzanella, di nuovo Amin, viene avanti Amin, tocca Rafinha, Peluso, Amin, Rafinha attaccato, rischia un po' con Hakimi e poi Rafinha che tocca comunque per Amin che trova lo spazio per Peluso, si ferma Peluso, cede ad Amin, poi largo a Bazzanella per gli applausi del pubblico. Mi sembra invisibile, addirittura inizia con gli olè. Peluso ancora che scambia con Amin, Peluso ancora Amin mantiene il pallone in campo, gli mette il piede Dentini e la palla esce in fallo laterale. 7 minuti e mezzo ancora da giocare, Olimpia 6, Futsal Cesena 0, attenzione! Doveva servire Bazzanella a sorpresa, si è un po' addormentata la difesa del Cesena, la palla però è sfuggita via
anche perché è arrivata sul destro di Bazzanella, che oggi ha provato anche a segnare col destro, mentre c'è in campo Lombardi nelle file romagnole. Ha effettuato la rimessa per Pazzini, tocco largo per Hakimi, duello che si rinnova con Rafinha, poi rimpallo con Festini che tocca per ultimo. Un altro protagonista di oggi, Festini, che ha segnato il suo primo gol in A2 Elite. Sappiamo cosa è successo. Fermato il gioco. Attenzione perché c'è un altro esordio per l'Olimpia Rovereto, l'ultimo acquisto Santoro tra i pali al posto di Ceschini per questi ultimi 7 minuti. Anche lui assaggia il parquet di Rovereto. Festini, passaggio in avanti, buono ancora Festini. Festini prova ad andare per la doppietta, prova Bazzanella con una semigirata, piedi di testa, manda la palla sulla trave e quindi rimessa laterale. Olimpia che si è data un po' all'accademia in questo frangente, sta cercando gol spettacolari. Peluso dietro direttamente a Santoro che tocca quindi il suo primo pallone con l'Olimpia. Festini, poi Bazzanella, ancora il passaggio per Peluso, di nuovo Festini dietro per Rafinha. Rafinha avanza, palla al piede, 6 minuti e mezzo da giocare, 6 anche i gol dell'Olimpia Rovereto. Vediamo ancora Festini, palla larga per Bazzanella, poi Rafinha finisce giù, si prosegue. Poi di nuovo Peluso, Festini, Rafinha. Le finte di Rafinha per disorientare Nunzi. Ancora Rafinha, cerca un compagno. Poi attaccato dal numero 30 Nunzi. Palla recuperata ancora dai rossoblù. Con Peluso che serve Rafinha, quindi Festini. Palla ancora per Peluso che scambia con Festini, dentro Silon. Ancora Festini che intendeva lanciare Peluso in profondità, ma proprio nel momento in cui Peluso decideva di tornare indietro è arrivato il pallone, quindi leggero misunderstanding fra i due giovani dell'Olimpia. Poi si sono dati l'ok naturalmente. Hakimi salta Bazzanella in velocità, rientra Bazzanella ma soprattutto recupera Festini, rimpallo che favorisce il numero 30 Nunzi che poi finisce addosso a Santoro. Infortunato Santoro, non è fortunato il portiere appena entrato dell'Olimpia, che è rimasto dolorante dopo il contrasto con Nunzi, che è finito addosso, non naturalmente con volontarietà, nello slancio dell'azione. Intanto primo fallo della ripresa per il Cesena. Santoro sembra aver recuperato il problema, anche se sta tenendo un po' il polso. Hassan rientrato in campo, Silon, passaggio indietro per Festini che poi recupera la palla, prova a aiutare Peluso, palla uscita, rimessa di Nunzi che dà indietro a Pieri largo per Lombardi, parallela per Nunzi, attaccato da Peluso, rimane la palla in possesso del numero 30 che dà all'indietro ancora per Pieri largo per Hakimi chiuso da Hassan, la palla che va a Pazzini. 4:45 ancora al termine di questa partita che sembra offrire un bel regalo. Tanto duello fra 4 con fallo del 4 oro Lombardi, secondo fallo della formazione cesenate, 3 ne ha fatti l'Olimpia in questa ripresa. Tanto Silon, Festini, Hassan, ancora Festini, Peluso a destra riceve, scambia con Festini, tocco leggermente lungo per Silon, rimessa per la formazione ospite. 4:19 ancora, rimessa di esterno addirittura per Lombardi di Hakimi, chiuso da Festini, si rinnova il duello fra 4, palla indietro per Pazzini che rischia un po',
con Silon. Vediamo l'ultimo tocco di chi è, visto che entrambi volevano il pallone. L'ultimo tocco è stato di Silon. Attenzione intanto ad Hakimi che finisce giù. Fallo e giallo per Hakimi, per Hassan. Secondo ammonito quindi nelle file dell'Olimpia Rovereto dopo Fusari. Quarto fallo soprattutto per l'Olimpia. In campo intanto Onzaka e Fusari anche. Calcio di punizione per la formazione del Cesena, che va a incaricarsi ovviamente Hakimi. Santoro intanto mette a posto la barriera. Pieri ed Hakimi sul punto di battuta, ma penso che sia Hakimi il giocatore deputato della battuta. Ancora problemi con la barriera. Pieri che prova ad andarle a disturbare. La rincorsa intanto di Hakimi che va sulla barriera. Di nuovo Hakimi, chiude Hassan. Boato del pubblico anche per la respinta. Pazzini che rilancia l'azione sulla destra, non l'aggancia però Nunzi. E rimessa rosso-blu con la battuta di Silon che ha scambiato con Fusari mentre il pubblico sta incitando la propria squadra, che si sta sicuramente avvicinando a farsi un bel regalo di Natale. Intanto Onzaka va via, ancora Onzaka, palla per Hassan che prova un piattone respinto da Hakimi in fallo laterale. 3 minuti e mezzo mancano al termine di questa partita, saldamente in mano ai padroni di casa. Fusari scambia con Hassan, poi Silon, Fusari. Hassan a scavalco, ma però nella zona dove governa Pieri. Poi ancora Hakimi, palla per Lombardi, scambio con Pieri, poi Hakimi che tocca per Pieri, ancora Hakimi dietro per Pazzini che viene avanti, poi serve Dentini. Passaggio in avanti per Lombardi, anticipato da Onzaka che prova a puntare Hakimi, che però meglio serve Dentini. Di nuovo largo per Lombardi che scivola, poi rimane in possesso palla di nuovo per Dentini, poi laterale, pallone per Hakimi contro Silon, poi palla larga per Dentini che punta Hassan, rimpallo fra i due. La rimessa dovrebbe essere del Cesena, purtroppo è nella zona che a noi nascosta, ma abbiamo visto giusto. Pieri largo ancora per Hakimi, attaccato da Silon che gli porta via la palla. La rimessa è per l'Olimpia però, quindi l'ultimo tocco è stato di Hakimi. Fusari serve Onzaka, ma bravo Pazzini a farsi trovare sulla traiettoria. Attenzione ancora Pazzini, si ritaglia un po' di applausi. Prova ancora Fusari, chiuso. Finito giù Onzaka intanto, però si rialza. 1 minuto e 58 ancora da giocare, c'è Fusari a effettuare la rimessa, anzi lascia poi l'incarico ad Hassan. Onzaka, rimorchio Bazzanella, prova col sinistro, quella che si alza di poco sopra la traversa, poi tragitto prende anche una misura un po' più alta, mentre viene avanti Dentini, tocco all'indietro per Hakimi, scambio fra i due, ora passaggio in avanti, il tacco di Nunzi che prova a liberare il compagno di squadra. La palla è stata deviata, palla in centro e il gol di Hakimi, e non poteva mancare il gol dell'ex. Viene applaudito comunque dai tifosi dell'Olimpia.
Gol della bandiera per la formazione cesenate proprio dell'ex di turno. Santoro intanto attaccato, intanto anche Amin che poi manda la palla in fallo laterale sulla pressione. Attenzione ancora ad Hakimi, anticipa Festini, ancora Hakimi attaccato alla meglio Amin, contropiede con Peluso, il tocco decisivo di Pieri con Peluso che cercava Amin, duello Bazzanella-Hakimi, finisce giù Hakimi, un po' cercata la punizione su Peluso, quinto fallo dell'Olimpia. Attenzione ancora al destro di Hakimi, però esce. 1 minuto e 5 secondi, Olimpia Rovereto 6, Futsal Cesena 1 con la rete di Hakimi. Palla per Bazzanella, tocco all'indietro per Festini, Festini di nuovo per Amin, poi Bazzanella e non si intende con Amin, passaggio all'indietro mentre andava avanti. Pieri ha cercato di far ammonire Amin che stava tornando indietro. L'arbitro ha redarguito entrambi. Tocco all'indietro ancora Hakimi, poi Dentini, palla per Pieri, Dentini ancora attaccato, palla che passa, poi la ritrova Amin, Amin cerca Festini, pallone che finisce a fondo campo, 40 secondi ancora da giocare, Pazzini con la rimessa larga. Passaggio in avanti per Nunzi che però si trascina la palla in fallo laterale sulla pressione di Peluso che recupera palla. Festini ancora, Peluso fa un po' girare il tempo, attenzione, ancora buono lo scambio, poi il lancio di Peluso non trova Amin, Pazzini che cerca il lancio lungo di testa Peluso, anticipa Dentini che stava dietro di lui e manda la palla in calcio d'angolo. Attenzione perché sul corner prima il Cesena ha trovato la propria rete, quindi Pieri si avventura questa volta al limite dell'area, fa buona guardia a Bazzanella, ma ci sarà il riprova per la formazione del Cesena, visto che la palla è uscita di nuovo. Questa volta è rimessa laterale, tocco all'indietro per Hakimi, ultimi 10 secondi, palla ribattuta e diciamo che su questo si va verso i titoli di coda. Olimpia Rovereto chiude l'anno con una vittoria netta ed importante contro la capolista Futsal Cesena, determinata da un primo tempo che si è concluso 5-0. 6-1 il risultato finale. Le reti dell'Olimpia.